grande ospedale, il nuovo ospedale di Montebelluna, ed è l'occasione per dimostrare ai cittadini che alle promesse siamo passati ai fatti, e quindi è un ospedale all'avanguardia che darà risposta a tutti i bisogni del territorio. Prima di parlare di tutte queste partite, nonché ultimo il Museo Islamico, direi che varrebbe la pena di mettere l'accento non solo sui diritti ma anche sui doveri. C'è un tema di parità, c'è un tema di rispetto delle leggi, c'è un tema anche di logica e comune integrazione. I veneti sono per l'integrazione, però vorrebbero anche far chiarezza su molti altri temi. Il prossimo passo per la sanità in Veneto va a sarà il ticket? È una partita sulla quale stiamo ragionando. È ovvio che non voglio fare promesse, dico semplicemente che in questi anni abbiamo fatto dei sacrifici, abbiamo fatto tanti investimenti ed è logico che una regione che paga 21 miliardi di tasse all'anno si meriti qualcosa di più che Roma, che faccia continuamente decreti per l'applicazione dei ticket. I nostri veneti potrebbero essere curati tranquillamente gratis tutti se quei 21 miliardi restassero qui. Diciamo che il procuratore regionale Scarano è assolutamente in piena lunghezza d'onda con le mie dichiarazioni fatte in tutti questi anni. Tant'è vero che anche lui ha specificato non si contesta lo strumento del progetto di finanza ma la sua gestione in alcuni casi. Del resto è leggibile questa gestione, visto considerato che ti ritrovi oggi in Veneto, ci ritroviamo a pagare anche i costi finanziari dell'11-12%, che sono decisamente fuori mercato in un mercato nel quale chi ha titolo di avere credito può tranquillamente presso i punti di credito trovare le stesse risorse al 2, 3, 4%. Se è un ente pubblico addirittura non al 4%. Ma io sono convinto che a livello nazionale bisogna creare uno strumento giuridico che dia la possibilità a noi amministratori di andare a trattare e a transare, se si può, per chiudere alcuni contratti. Ovvio è che se non c'è uno strumento giuridico, poi se da un lato tu fai l'intervento perché c'è un danno erariale, dall'altro qualcun altro potrebbe dire che c'è un danno erariale perché hai transato e ti sei assunto la responsabilità di dare delle cifre a un privato per chiudere un contratto. Ma guarda, nel momento in cui le sto parlando è in corso una mega perquisizione in molte sedi di MPS, quindi molti paschi di Siena. Non è un bel momento per le banche. Io spero che si rinvigoriscano, che si ristrutturino velocemente e che possano essere ancora il compagno affidabile che tutti noi cittadini abbiamo avuto. Certo è che non demonizzerei però le nostre banche, visto considerato che se c'è da controllare qua penso ci sia molto più da controllare in qualche altra parte d'Italia e a livello nazionale. Sopra un'attenzione eccessiva ancora una volta di Banca d'Italia? No, guardi, io non faccio copia a Banca d'Italia perché fa il suo mestiere e dico semplicemente che immagino che quando ti scotti con l'acqua calda poi hai paura anche di quella fredda e proviamo a chiederci da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Siamo partiti da dei mega scandali nazionali nei quali non erano coinvolte le nostre banche e oggi si stanno facendo giustamente anche dei controlli a tappeto che però non possono deprimere fino in fondo la forza vitale che hanno le nostre banche nel territorio.